Non si placano i toni della polemica sulla sanità in Cadore. A riaccendere la miccia i dubbi e i timori legati al presunto spostamento della base dell'elisoccorso da Pieve di Cadore a Belluno. Neppure la manifestazione di qualche giorno fa, al di là delle enunciazioni al balcone, è servita a rassicurare i bellunesi. Servono comunque atti formali. In particolare ne servono due. Uno, l'emendamento che ho presentato nel corso di discussione del bilancio di 2,5 milioni di euro per la nuova base del Cadore. Diventerà norma di legge, quindi avrà il nome e cognome del luogo dove si farà. E la seconda è un atto della direzione generale che dica la base del SUEM e la base EMS si fanno in Cadore. Entro giovedì prossimo da Palazzo Ferrofini se ne saprà di più. Nel caso in cui finalmente si dovesse tirare un sospiro di sollievo, è bene sapere che i lavori per la sistemazione della base EMS in Cadore si svolgerebbero in un arco temporale di 3 anni circa e che il loro costo si aggirerebbe attorno ai 2,5 milioni di euro. Una cifra che la direzione generale dell'ULSS 1 avrebbe potuto ottenere dal piano di riparto della sanità dello scorso luglio se avesse presentato per tempo un'ipotesi progettuale. Di fatto, per ragioni burocratiche, l'incarico di uno studio di fattibilità partito dall'ULSS di Belluno è datato 27 novembre 2014. Le conclusioni dello studio, affidato a uno dei massimi consulenti di INAER, dicono che i due siti indicati dall'ULSS 1 a Valle di Cadore sono inidonei per ostacoli anche di natura orografica, che pure l'ipotesi di TAI di Cadore deve essere scartata e che sulla base delle indicazioni e delle caratteristiche dei siti indicati dall'ULSS 1 l'unico razionalmente in grado di ospitare la sede operativa dell'elisoccorso è l'aeroporto di Belluno, che pure economicamente risponderebbe alle esigenze di risparmiare i costi delle ore di volo per i trasferimenti vuoti. Per il vicepresidente Toscani questo non è però il momento di individuare eventuali responsabilità. Questo non è il momento della ricerca di responsabili, è il momento della ricerca di risultato. Una volta ottenuto il risultato si cercheranno i responsabili di quanto accaduto. Secondo la normativa ENAC, la base EMSA di Pieve di Cadore può restare lì dove si trova fino al 30 giugno 2016. Quanto è importante che la base del SUEM resti in Cadore? È fondamentale dal punto di vista sanitario, è fondamentale dal punto di vista della sicurezza di molti turisti che frequentano fortunatamente ancora la zona, ma è anche un baluardo psicologico irrinunciabile.